Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati rigorosamente in diretta. Partiamo subito con le notizie più importanti di questa giornata. Allora, tra pochissimo ci collegheremo con la nostra Marta Marangona da Ponte di Piave, nella zona di Negrisia, quartiere di Ponte di Piave, è stato nuovamente avvistato un lupo e quindi dovremo tornare ad occuparci del tema dei lupi, così come stanno invadendo l'altopiano, mettendo in serie difficoltà le malghe e non solo, fanno paura a Ponte di Piave. È stato avvistato un lupo anche a Zensona di Piave perché sono tante le persone che portano a spasso i loro cagnolini proprio lungo il Piave in questo periodo estivo. Ci sono poi altre notizie che vi racconteremo, l'apertura di nuovi lotti della Treviso Stiglia, siamo a Sossano nel Vicentino, ancora l'agitazione a Venezia per CTV con un nuovo taglio di personale, il tema dei FAS, questa volta non sul Vicentino ma sul Bassanese nel frazione di San Michele. Quindi tante le notizie che vi dobbiamo raccontare, compresi i nuovi casi di West Nile, e di questo ci aggiornerà la redazione di Padova. Io vedo già collegata per noi la nostra Marta Marangon. Eccoci Marta, ben ritrovata. Partiamo con te proprio dall'emergenza lupi nella Marca trevigiana. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, è proprio così. Si continuano a verificare avvistamenti di lupo, non lupi. Lupo è un singolo esemplare che da oltre un mese si sta muovendo nei comuni dell'asta del Piave. Sono stati effettuati degli avvistamenti a Maserata, a Breda, a Saletto, a Ponte di Piave, a Fagarezza, Insonna. Quindi insomma tutti i comuni di quest'area hanno come dire, visto la presenza di questo esemplare, un esemplare singolo che a quanto pare ha preso anche confidenza con gli esseri umani, tant'è che addirittura ieri è stato visto in pieno giorno nascosto tra le auto in piazza a Negrisia di Ponte di Piave. Qui con me abbiamo la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma, che ci aggiorna anche su tutte quelle che sono le iniziative che sono state messe in atto e si stanno mettendo in atto proprio per arrivare alla cattura o comunque al respingimento di questo animale, visto che la presenza sta destando anche una certa preoccupazione tra gli abitanti. Buongiorno sindaca, grazie per essere con noi. Allora, a questo punto com'è la situazione? Beh, allora intanto ringrazio la Polizia Provinciale e la Regione del Veneto che ci stanno aiutando proprio attraverso le segnalazioni che continuano ad arrivare grazie proprio alle segnalazioni puntuali e precise che devono essere dati ai numeri che noi abbiamo dato ai cittadini. Quindi non solo la nostra Polizia locale ma proprio il centro proprio di recupero faunistico della provincia, che appunto abbiamo definito proprio i contatti rispetto a questi. Abbiamo invitato i cittadini a fornire i luoghi precisi in cui avvengono questi avvistamenti, proprio perché è chiaro che ci sono dei comportamenti che vanno tenuti. Nel caso specifico di Ponte di Piave, avendo la popolazione residente anche nell'area golenale, abbiamo invitato per esempio a portare fuori i rifiuti il giorno successivo, a coprire anche per chi fa la raccolta dell'umido proprio la situazione anche riferita a questi rifiuti. Dall'altra parte anche a tenere i cani al guinzaglio, e a chi chiaramente ha degli animali di affezione, anche naturalmente delle galline eccetera, di cercare di tenerle recuperate ed insieme. Questo perché? Questo perché anche rispetto alle indicazioni operative ci siamo confrontati con la Regione e con la Polizia Provinciale per dare delle indicazioni ai cittadini. Oltretutto chi può autorizzare le modalità anche di individuazione dell'animale e anche proprio di recupero dell'animale stesso è il Ministero dell'Ambiente, in particolare i pareri dell'ISPRA e poi del Ministero dell'Ambiente, rispetto ai quali poi la Regione del Veneto ci darà delle indicazioni. Quindi voglio rassicurare da questo punto di vista che siamo in costante contatto con la Regione del Veneto, la Polizia Provinciale, e naturalmente la cosa è monitorata proprio grazie alle osservazioni puntuali e precise di cui abbiamo bisogno dei cittadini, a tenere quei comportamenti che naturalmente abbiamo citato, anche un'informativa che abbiamo dato ai cittadini, e continueremo ad informarli rispetto anche a questo, perché quando verrà autorizzata poi la modalità di intervento da parte del Ministero dell'Ambiente, perché ripeto è sempre il Ministero dell'Ambiente che darà le autorizzazioni su cosa fare, attueremo poi quelle modalità operative con la Regione, e di cui appunto grazie anche alla nostra Polizia locale abbiamo dato la massima disponibilità rispetto a quello che si dovrà andare a fare. In questo momento è chiaro che è importante che i cittadini adottino quei comportamenti fondamentali per permettere non solo di localizzare
l'animale nel posto dove si tratta, perché si tratta naturalmente di una specie protetta, questo voglio ricordarlo, e non si può fare qualsiasi atteggiamento che uno ritenga di fare. C'è un protocollo che naturalmente arriverà da parte del Ministero e sulla quale chiaramente noi poi andremo ad attuare quelle modalità di recupero che si riterranno necessarie. Naturalmente un lupo che qui è un territorio lungo l'asta del Piave che non è un suo luogo stanziale, è quindi necessario attuare quelle buone norme per tutti quanti collaborare nelle operazioni di respingimento dell'animale. Ecco, dicevamo quindi, sindaco, delle buone norme che i cittadini devono seguire in questa fase, appunto le immondizie non metterle fuori la sera, ma aspettare il mattino successivo, proteggere gli animali tenendo per esempio i cani di piccola taglia al guinzaglio, ricoverare le galline durante la notte perché potrebbero, come sembra sia accaduto proprio oggi, essere attaccate dall'animale, ma per la popolazione, diciamo, ci sono anche dei pericoli concreti? Comunque si tratta di un lupo, di un animale selvatico. Sicuramente è una specie protetta, un animale selvatico, e quindi i cittadini di buona norma non devono avvicinarsi all'animale, ma soprattutto allontanarsi rispetto all'animale. Ci sono delle indicazioni che sono per esempio battere le mani, cercare di allontanare l'animale, quindi cercare chiaramente di non stargli vicino, e naturalmente segnalarlo, ripeto, al corpo faunistico, che abbiamo dato tutti i contatti anche telefonici ma anche alla nostra polizia locale, per individuare proprio il luogo dove è posizionato. Questo permette chiaramente nelle attività successive di individuare e localizzare anche le postazioni che serviranno per andare chiaramente a recuperare l'animale e portarlo in un ambiente a lui più consono. Ecco, tra l'altro, cosa da non fare assolutamente è quello di avvicinarlo e soprattutto attirarlo magari con del cibo, cosa che è accaduta nei giorni scorsi in un picnic proprio in questa zona, dove delle persone che stavano facendo una grigliata hanno visto il lupo e gli hanno dato della carne da mangiare. Assolutamente, questo è un atteggiamento da non tenere, anche perché chiaramente non fa bene all'animale, ma tantomeno può permettere chiaramente all'animale di avere un ambiente diverso nel quale dobbiamo naturalmente cercare di portarlo, e che su tutti gli enti, ripeto, dal Ministero all'ISPRA, alla Regione Veneto, ma anche alla Polizia Provinciale e al nostro Comune, stiamo cercando di fare proprio per portarlo nell'area a lui più consona. Ecco, da Ponte di Piave, Anna, per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Marta Marangone. Ovviamente quello che è stato raccontato oggi da Ponte di Piave va a braccetto con quello che da mesi e anni denunciano i malgari dell'altopiano di Asiago. Il lupo è arrivato, addirittura una delegazione della provincia di Vicenza ha incontrato le autorità regionali a Venezia proprio per chiedere una soluzione al tema della predazione dei lupi. Una popolazione dei lupi attualmente in salute, in costante aumento e che non può aumentare all'infinito, perché in questo modo turba l'equilibrio fra gli allevatori, i residenti, i turisti e la popolazione di animali selvatici stessi. Quindi auspichiamo quanto prima un piano di intervento che ripristini questo equilibrio. Ufficialmente in provincia di Vicenza solo nel primo semestre dell'anno sono state oltre 90 le predazioni registrate, ma il numero è approssimato per difetto, perché certifica solo i casi denunciati. Un trend impressionante che attesta una tendenza ormai fuori controllo, soprattutto nei comuni montani tra Valdagno e Schio e quelli dell'altipiano. I lupi però stanno uscendo dall'areale tradizionale per spingersi in pianura. Tra gli ultimi casi segnalati quello di San Michele di Bassano. Per segnalare ufficialmente la preoccupante situazione in regione, una delegazione della provincia Berica ha incontrato le autorità nella sede di Palazzo Balbi, consegnando una lettera firmata di 40 sindaci che chiedono interventi urgenti per sopire le preoccupazioni e scongiurare l'abbandono delle maglie da parte degli allevatori. I sindaci del Vicentino hanno sollevato la questione del lupo, in modo particolare quelli dell'altopiano, ma non solamente loro, quindi io in rappresentanza della provincia ho anche sottolineato quello che è il ruolo delle nostre polizie locali e provinciali in questo caso, che sono in costretto contatto con gli uffici anche regionali. Il problema ovviamente deve essere comunque affrontato sia a livello nazionale che europeo, e quindi questa è la richiesta che facciamo alle autorità di competenza. Un problema su cui occorre intervenire in modo deciso, e noi come Regione siamo al fianco degli amministratori con tutte quelle che sono le azioni che oggi ci vengono consentite dalla legge, ma abbiamo bisogno di strumenti più incisivi, abbiamo bisogno che venga finalmente data la possibilità di contenere la popolazione dei lupi che oggi è in forte espansione nella nostra Regione.
Allora, dai lupi alle zanzare, vettori del virus della West Nile. Ce ne siamo occupati da diverse settimane, i casi purtroppo sono in aumento, ci dice tutto il nostro Francesco Rattà in collegamento da Padova. Buongiorno Francesco. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella sede del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 6 Euganea. Con me, lo vedete, il dirigente medico, il dottor Valerio Valeriano, che sta trattando questi temi di igiene pubblica e sanità pubblica. E l'hai detto bene tu, ci sono stati 4 nuovi casi, un cluster, viene denominato così in termine tecnico, è partita la disinfestazione delle zone interessate, ma sentiamo il servizio che racconta i fatti avvenuti nelle scorse ore. Un cluster di infezioni da West Nile è stato rilevato presso l'area urbana di Padova, dove sono stati registrati complessivamente 4 casi non gravi di contagio. Si tratta di sole forme febbrili, secondo l'ULSS Euganea, e in accordo con il comune e una ditta di disinfestazioni è stato deciso di procedere con trattamenti antilarvali straordinari lungo le pubbliche vie e una bonifica porta a porta. Le aree interessate dalla bonifica sono quelle di Forcellini e Crocefisso e comprende le zone vicine, per un raggio di 200 metri, a via Polenton, via Bembo, via Paruta e via Filiasi. La profilassi messa in campo dal Comune e dall'ULSS è partita nelle prime ore di oggi, viste anche le condizioni meteo di ieri che avrebbero reso inefficace il trattamento. Con questi i casi di contagio di West Nile salgono a 9 in provincia di Padova. Ecco, questi i fatti raccontati nel nostro servizio. Ora chiederei al dottor Valeriano, c'è da preoccuparsi per la cittadinanza? Sentiamo spesso questi casi in aumento, questi altri 4 casi. Come comportarsi e c'è qualche problema per la cittadinanza? Allora, come diceva lei, in questo caso si è verificato un cluster, cioè un focolaio di 4 casi di forme per fortuna febbrili, e quindi, come previsto dalla DGR 346 della Regione del Veneto del 2024, è previsto fare degli interventi straordinari. Nello specifico sono stati fatti interventi iniziati stamattina, larvicidi sulla pubblica via, di bonifica dei focolai larvali nelle case dei privati. Preoccuparsi sì, però in modo razionale, perché la West Nile, come sappiamo, ormai è una patologia endemica, ormai ci dobbiamo convivere, e con degli accorgimenti che ciascuno di noi può mettere in atto, soprattutto per le categorie più delicate, che sono i grandi anziani, i soggetti con patologie croniche tipo cardiovascolari o oncologiche, possiamo ridurre sicuramente il rischio, per esempio utilizzando repellenti cutanei, repellenti per vestiario, abiti chiari, coprenti, cercando soprattutto alla sera di evitare l'esposizione soprattutto a caviglia, polpacci e piedi, che sono i punti più bersagliati. Le zanzariere in casa devono essere un must. Quindi sì, preoccuparsi però razionalmente, e si può fare sicuramente tanto per ridurre i rischi. Ecco, quali sono altre malattie che sono presenti sul nostro territorio trasmesse dalle zanzare? Allora, trasmesse dalle zanzare in particolare, per esempio pensiamo alla zanzara tigre, ci possono essere la dengue, chikungunya e zika, che fortunatamente non sono patologie endemiche, ma in questo periodo di viaggio, soprattutto in zone tropicali e subtropicali, possono rientrare col viaggiatore. Sicuramente un consiglio che do ai viaggiatori è di proteggersi, come dicevamo prima, con i repellenti, zanzariere nelle zone dove vanno in viaggio e abiti chiari, e quando non rientrano, possibilmente una settimana, 10 giorni, continuare a usare repellenti in modo altruistico, cioè cercando di evitare quindi di contagiare le zanzare e di poter propagare eventualmente l'infezione. Ecco, quindi ricordiamolo, la West Nile è endemica, malattie come la dengue non lo sono e sono molto più rare e vengono portate dall'uomo, che viene colpito nelle zone tendenzialmente tropicali e subtropicali. Ecco, un'ultima domanda al dottor Valeriano. Come stanno i 4 pazienti dell'ultimo cluster? Allora, sono tutti
forme febbrili, quindi forme più leggere. L'unica paziente che è un pochettino più delicata è una signora ultra ottantenne che ha avuto degli episodi diarroici importanti, quindi una persona ottantenne che ha diarrea importanti perde liquidi e sali minerali, per questo motivo quindi è stata ricoverata, ma confidiamo che nel giro di qualche giorno possa essere dimessa e riprendere la sua vita normale. Ecco, quindi con una buona notizia io concludo questo collegamento ringraziando il dottor Valeriano, ringraziando Federico Cibotto per l'assistenza tecnica. Se non ci sono altre domande ti restituisco la linea, Anna. Grazie Francesco, a posto. Poi noi ovviamente riproporremo l'intervista che tu hai raccolto nei nostri notiziari della sera 18:30, il telegiornale del Veneto, perché ora abbiamo il nostro Omar Costantini in collegamento. Dobbiamo spostarci a Sappada, dove una frana di fatto ha interrotto i collegamenti con Cadore e Comelico. Facciamo un po' il punto della situazione, Omar. Buongiorno, ben ritrovato. Sì, buongiorno, siamo esattamente proprio al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. La strada, siamo agli ultimi ritocchi per quanto riguarda la messa in sicurezza, perché l'arteria sarà riaperta alle ore 15 di oggi con senso unico alternato regolato da semaforo su entrambi i lati. Quello che conta è che Sappada e il Comelico torneranno a essere operativi a livello di collegamento stradale dopo che nella notte tra il 6 e il 7 agosto 3.500 metri cubi di traghiaia, pietre, rocce, insomma si sono riversati sulla sede stradale, bloccando di fatto, isolando per un certo periodo questa zona per quanto riguarda il collegamento diretto sulla 355. Ancora in corso e si sta valutando invece, ma lì i tempi saranno più duri, ma lo sentiremo tra poco dalla viva voce dell'assessore regionale Riccardo Riccardi, che abbiamo intercettato proprio qui a Sappada, e ci farà il punto in merito invece al collegamento tra la Val Pesarina e il Comelico e il Cadore dall'altro. La strada chiaramente è chiusa, ma lì ci vorrà un po' più di tempo, anche perché la situazione è molto più delicata rispetto a questa zona che ha agevolato il lavoro dei tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade e di Veneto Strade per riaprire in tempo celere, quasi 24-30 ore dopo la frana, la viabilità regolare. Come vedete tutto è quasi stato rimosso, si stanno piazzando anche i New Jersey in cemento, i parapetti lungo la riva del Piave per dare massima sicurezza agli utenti della strada, che dalle 15 potranno tornare a usufruire di questo tratto tra Sappada e il Comelico. E io prima di ripassarti la linea lancerei l'intervista raccolta con l'assessore Riccardo Riccardi, che ci fa un po' il punto della situazione. Assessore Riccardi, il punto della situazione dopo questi smottamenti qui nella zona dell'Alto Friuli? Ma la 355 credo che ormai sia questione di ore, quindi tra l'altro in una condizione dove si è preferito la prudenza visto la diramazione dell'allerta, altrimenti secondo me questa viabilità, anche per il fenomeno che ha riscontrato, non vedo grandi cose, stiamo parlando di alcuni migliaia di metri cubi, quindi in una condizione sicuramente molto diversa da quella della Val Pesarina, dove la Val Pesarina è una situazione molto più complessa, che è figlia inevitabilmente dei fenomeni che stiamo continuando a conoscere, cioè fenomeni meteorologici violenti, puntuali e frequenti. La Val Pesarina ha una dimensione che noi stimiamo attorno alle 20 volte del fenomeno che c'è qui, sicuramente il ripristino di una viabilità in una condizione molto più complessa, quindi là ci vorrà del tempo per capire, anche perché dopo che avremo modo anche con la collega Mirante di affrontare il tema della riapertura della viabilità, il problema è capire cosa c'è nel versante, cosa c'è a monte del versante, quali sono le misure per cercare di mettere le condizioni di un eventuale ulteriore sversamento a sicurezza, perché non è che possiamo aprire le strade mettendo a rischio le persone. Quindi secondo me anche in questa fase abbiamo superato un momento di difficoltà, naturalmente siamo attrezzati ormai da tempo ad affrontare fenomeni di queste dimensioni. Ecco, allora grazie al nostro Omar Costantini. Noi restiamo un po' in zona perché 3 ragazze del gruppo Scout Agesci Treviso di stanza Lorenzago di Cadore sono state soccorse sul Varmos. Siamo a Forni di Sopra, erano rimaste bloccate dal temporale di ieri. Vediamo.
3 giovani ragazze del campo scout a Gesci, Treviso, di stanza a Lorenzago di Cadore, sono state soccorse nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 agosto nella zona del Varmost, in comune di Forni di Sopra, dopo che avevano smarrito il percorso per raggiungere una malga dove avrebbero dovuto pernottare per la notte. Le 3, causa il temporale imminente, si sono trovate in difficoltà allertando i soccorsi attraverso i propri cellulari. Per fortuna sono riuscite a telefonare comunicando all'operatore Sores che avevano tentato di raggiungere i loro capi scout telefonicamente per segnalare la difficoltà, ma senza riuscirvi. I soccorritori in meno di 20 minuti a piedi le hanno raggiunte, a cui è stato raccomandato di rimanere ferme in quel punto. Le giovani sono state assicurate con la corda e accompagnate a valle in sicurezza sotto la pioggia battente. Prese in carico dai carabinieri, sono state accompagnate al campo scout. Allora, con le immagini torniamo al maltempo che si è abbattuto sul Veneto nel pomeriggio, nella serata di ieri. 150 gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto e non solo. Le zone più colpite, quelle che hanno richiesto maggiori interventi anche da parte degli uomini della protezione civile, che hanno dovuto liberare la strada da diversi rami caduti dagli alberi, nonché da diversi arbusti. La provincia più colpita è Vicenza. Nel prossimo servizio facciamo il punto. Ondata di maltempo che si è abbattuta in regione ieri nel tardo pomeriggio con piogge, grandine a macchia di leopardo e forti raffiche di vento. Sono stati in tutto 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, particolarmente colpite le province di Verona e Vicenza. In entrambi i comandi sono stati 40 gli interventi effettuati, 30 a Venezia, 20 a Padova e a Rovigo. Gli interventi hanno riguardato principalmente danni causati dal forte vento, alberi abbattuti e danni d'acqua. A Vicenza l'ondata di maltempo ha colpito in particolar modo la città, con diversi alberi divelti caduti sulle carreggiate che hanno comportato la chiusura temporanea di alcune strade cittadine in attesa della rimozione. Sono stati chiusi anche i parchi cittadini Querini e di Villa Guiccioli per ragioni di sicurezza, in attesa dei sopralluoghi che si stanno compiendo in mattinata in città. A lavoro le squadre della protezione civile, oltre a quelle di Vireti e di AMCPS. I punti più critici hanno riguardato alberi caduti in Viale Margherita, Viale Diaz e Viale Camisano, dove una pianta è caduta sui cavi elettrici. La caduta degli alberi ha comportato anche disagi alla circolazione. Allora, continuiamo con la cronaca, ma questa volta è la cronaca giudiziaria e siamo nel Padovano. Valentina Boscaro, lo ricorderete, in carcere per aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso. Ebbene, potrebbe tornare ai domiciliari e da stabilirlo è una decisione della Cassazione. Valentina Boscaro potrebbe tornare agli arresti domiciliari, una speranza per la giovane donna condannata in primo grado a 24 anni e in secondo grado a 20 per l'omicidio del suo fidanzato Mattia Caruso, avvenuto il 25 settembre del 2022. La Cassazione ha annullato il diniego del Tribunale del riesame agli arresti domiciliari per la Boscaro. Il ricorso alla Suprema Corte era stato presentato dai suoi legali ed è stato accolto. Secondo le motivazioni, Valentina, in attesa del processo, aveva già scontato un periodo ai domiciliari, in quanto convivente con la figlia, all'epoca minore di 6 anni. La donna non aveva commesso altri reati e non ha mai violato le prescrizioni imposte dai domiciliari. Un motivo questo che ha spinto la Cassazione ad annullare la decisione del riesame, che invece aveva bloccato l'attenuamento della misura cautelare. Inoltre la donna, in questo periodo di carcere a Verona, dove è stata dall'ottobre del 2023 dopo la condanna in primo grado, si sta occupando di servire pasti e non ha mai mostrato atteggiamenti di pericolosità sociale. Per la famiglia di Mattia Caruso questa possibilità è un affronto all'efferato omicidio del figlio ucciso dalla Boscaro con un'unica coltellata al cuore e mentre erano in auto dopo una serata trascorsa nel locale ai laghi di Montegrotto Terme. Valentina Boscaro disse di aver agito perché l'uomo la stava strattonando al culmine di un litigio, poi aveva anche tentato di accusare un'altra persona e per questo è stata anche condannata per calunnia. La sparizione di Catiuscia Campanella, la 21enne scomparsa tra domenica e lunedì a Casale sul Sile. Siamo di nuovo nella Marca trevigiana, continuano le ricerche con la ragazza che si sarebbe fatta viva con un'amica, il suo cellulare agganciato a Milano, il messaggio della ragazza: sto bene, sono a Torino, le verifiche sono in corso.
Allo stato attuale il cellulare risulta spento, ma nell'ultimo contatto avuto con un'amica, Katiuscia Campanella avrebbe riferito di stare bene e di trovarsi nella zona di Torino, circostanza quest'ultima che i carabinieri stanno appurando anche con l'incrocio dei dati informatici e telefonici, perché se da un lato prevale l'idea di un allontanamento volontario, dall'altro ci sono lo stupore e la preoccupazione per il silenzio di una ragazza che non aveva mai dato problemi e che potrebbe aver raggiunto un giovane conosciuto su internet. Da qui la denuncia di scomparsa dei genitori e l'attivazione del protocollo ricerche da parte della prefettura, che solitamente si apre nei casi dubbi o di potenziale pericolo. Insomma, non si vuole lasciare nulla di intentato. Katiuscia, 21 anni, non risponde ai genitori che restano nell'angoscia nella loro casa di Lughignano, solo in parte rincuorati dal messaggio all'amica. L'importante è che stia bene, ci dice il padre, che però preferisce non aggiungere altro. La ragazza è scomparsa ufficialmente nella notte di domenica, sicuramente prima delle 4. È alta 1,50 m, capelli e occhi castani, ma soprattutto una ballerina tatuata su una caviglia, un particolare che avrebbe attirato l'attenzione di una nostra telespettatrice di San Vendemiano in questi giorni a Bibione. L'ho vista lunedì mattina alle ore dalle 6 alle 6:20 come fascia oraria, ed era su una laterale di corso che da Corso Europa porta verso la spiaggia, all'altezza dell'Hotel Corallo. Mi ha stupito questa ragazzina perché era vestita in modo elegante con questo abito nero scuro e aveva questa ballerina tatuata dietro verso la parte finale della caviglia. E quindi lei ha allertato i carabinieri quando? Ieri sera, nella serata di ieri verso mezzanotte, dopo che ho visto la seconda vostra edizione, e quando ho sentito del vestito nero e del tatuaggio l'ho collegata benissimo. Si sente di dire qualcosa ai familiari di questa ragazza? Guardi, io come mamma ho chiamato, io gli dico che vengano a farsi un giro a Bibione perché secondo me questa ragazzina è qua da queste parti. Stamattina, come tutte le mattine, io sono uscita a camminare, l'ho cercata con lo sguardo, con la speranza di trovarla, perché se la vedo la fermo e gli parlo come parlerei a mia figlia. È un salto indietro alla giornata di Campalto, 1 migliaio di persone per l'addio. Tra le note di rame e palloncini colorati a Linda Zennaro, la ventenne che ha perso la vita annegando, lo ricorderete, la notte del Redentore al Lido di Venezia. A Campalto, per l'ultimo saluto a Linda Zennaro, 1 migliaio le persone dentro e fuori la chiesa dei Santi Martino e Benedetto. Sul sagrato i palloncini celesti anche a forma di cuore, quelli bianchi, ognuno con inciso il suo nome, Linda. Poi c'è l'album di foto tra glitter e cuoricini colorati, momenti di spensieratezza e grandi sogni tipici dei 20 anni, quelli tragicamente rubati a Linda la notte in cui al Lido di Venezia ha perso la vita. Era la notte del Redentore. Linda aveva partecipato ad una festa in spiaggia e così anche per il commiato la mamma, Rossella, il papà Roberto, il fratello Alvise e gli amici hanno voluto ricreare quel clima di luce e festa sulle note di Irama con un brano scelto non a caso, proprio mentre tra gli applausi con l'uscita della bara di legno chiaro su un letto di fiori bianchi e indaco i palloncini bianchi si liberavano verso il cielo. Una festa l'ha strappata via così poco prima dall'altare Don Massimo Cadamuro, che ha celebrato l'omelia nel corso della quale si sono susseguiti con interventi il cugino Nicolò, che si è fatto portavoce del fratello di Linda, seduto in prima fila accanto ai genitori. Così improvvisata, come sei entrata nella mia vita, così te ne sei andata, senza darmi il tempo, con la possibilità di tenerti per la mano e chiederti di restare per ogni giorno della mia vita. Non sei andata via, sei passata nella stanza accanto, così tra gli amici, citando i versi di Sant'Agostino. Asciuga le tue lacrime e non piangere, segnami il tuo sorriso e la mia pace. Siamo a Conegliano, ora l'incendio al magazzino cinese Aomai, i vigili del fuoco ieri per spegnere gli ultimi focolai e sono partiti i rilievi per provare a capire le cause del rogo. Resta il giallo.
È ancora acre l'odore che pervade l'aria dentro e attorno lo store cinese Aomai di Conegliano l'indomani dal devastante incendio. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Fiamme che hanno interessato tutto lo stabile di 4.000 metri quadrati che si trova nella circonvallazione appena fuori il centro città. Resta il giallo sulle cause che hanno fatto scoppiare l'incendio e su cui stanno indagando i tecnici dei vigili del fuoco, arrivati per un sopralluogo in mattinata per accertare anche l'agibilità dello stabile. E poi avremo anche un rilievo invece da parte personale della Polizia Giudiziaria per stabilire le cause dell'incendio, per stabilire eventuali punti di innesco e la modalità di propagazione dell'incendio, anche se questo non è comunque semplice perché l'incendio ha coinvolto veramente tutto il volume locale, quindi un incendio generalizzato che maschera in maniera abbastanza notevole quello che potrebbe essere il punto di innesco dell'incendio. Secondo i primi rilievi, le fiamme sarebbero partite vicino alle casse in prossimità di alcuni scaffali del reparto casalinghi. Sarebbe lì infatti che i vigili del fuoco hanno rilevato la maggior concentrazione di calore. Troppo presto però per definire quali siano state le cause scatenanti il rogo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Incendio che ricorda quello che si era scatenato in un magazzino cinese a Preganziol nel maggio del 2023. In quel caso il rogo era divampato in piena notte, un atto doloso su cui pendeva l'ipotesi del racket. Il caso di Conegliano appare però più complesso e con molti punti interrogativi ancora da risolvere. Prima di tutto perché è divampato durante il giorno intorno alle 3 del pomeriggio, quando all'interno c'erano clienti e dipendenti, 3 dei quali sono rimasti intossicati e per questo soccorsi e portati all'ospedale. Per la catena di negozi Aomai non un periodo roseo. A maggio era stato infatti arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza per una frode fiscale da 20 milioni di euro il proprietario Chen Wenzhou, a cui sono stati sequestrati beni e denaro per 6 milioni di euro. Market Aomai di Conegliano non di proprietà. I gestori di origine cinese sono infatti in affitto nello stabile di Livio Bernardi, che da poco ha aperto un'attività proprio sopra il magazzino e che durante l'incendio ha assistito incredulo mentre le fiamme divoravano la sua proprietà. Uno dei primi a chiamare i soccorsi, il direttore dell'attività di deposito. Sono arrivato per primo, purtroppo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le ambulanze e tutto, di modo che non ci sia nessuno che si è fatto male. Ci siamo accorti, ho avuto un cliente che mi ha chiamato che era andato via subito prima di me e ha visto dalla parte delle casse che c'era su incendio. Locali che sono stati per la maggior parte risparmiati dalle fiamme grazie ai dispositivi antincendio. I locali al piano superiore possono, fra virgolette, ritenersi agibili. Allora, noi abbiamo sentito anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, che ha rassicurato ovviamente i cittadini. Avete visto che nuvola di fumo si è liberata in cielo, i dati ARPAV sono buoni, lo ascoltiamo. Sono analisi che ci confortano, nel senso che non ci sono problemi per la salute dei cittadini. Tira un sospiro di sollievo Conegliano il giorno dopo l'incendio che ha devastato lo store cinese Aomai. In fumo articoli di abbigliamento, casalinghi ed elettrodomestici, tutti materiali altamente infiammabili che potevano potenzialmente sprigionare fumi tossici. Nessun pericolo per le zone limitrofe secondo i rilievi ARPAV, nonostante la densa colonna di fumo. Danno ambientale scongiurato anche grazie all'intervento massiccio dei vigili del fuoco arrivati da Conegliano, Vittorio Veneto, Pordenone e Treviso. Erano tanti, ma veramente oltre 50 dispiegati in 35 massimo nello stesso momento. È stato bello vederli perché ci rendiamo anche conto di qual è la forza del nostro territorio e i valori di questi uomini. Operazioni di spegnimento che sono proseguite fino alla notte con una squadra dei vigili del fuoco rimasta a sorvegliare la zona per evitare che curiosi o sciacalli si introducessero nello stabile. Con loro anche Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale per aiutare nella messa in sicurezza delle zone adiacenti l'attività. Via Manin chiusa fino a completo spegnimento dei focolai. Un boato e poi le fiamme, così raccontano i testimoni titolari delle attività nelle immediate vicinanze del magazzino. Sono entrati dei clienti che erano stati andati nel negozio Aomai mentre aspettavano che io aprissi. Sono entrati e mi dicevano che erano scoppiate delle fiamme all'interno del negozio. Fiamme e anche botti contemporaneamente. Ovviamente all'interno ci sono bombole, lacche, vernici eccetera, quindi
ci aspettavamo questo. Ha cominciato a girare le immagini sui social ancora prima di accorgersi, poi appena mi hanno chiamato siamo venuti a vedere quanto poteva contaminare la periferia del locale. Mi pare che la prima chiamata alla centrale sia arrivata alle 4. Città bloccata, traffico deviato sulle strade alternative, provocando disagi alla circolazione, lunghe code su tutta la circonvallazione fino alla riapertura a tarda sera della trafficata Pontebana. Il lavoro di tutti ha fatto in modo che questo evento tragico per la città fosse comunque un evento contenuto. Allora c'è un'ultimissima notizia, è postata dal Gazzettino, si rovescia l'acqua bollente addosso, una bambina di 3 anni trasferita d'urgenza all'ospedale di Padova, la bambina è slovacca, è accaduto questa mattina intorno alle 11, la famiglia, mamma e papà si trovavano a Bibione per trascorrere le vacanze, pare che stessero preparando il biberon della bimba scaldato come si suol dire a bagnomaria e la piccola deve aver preso in mano la padella e la pentola e deve aver rovesciato addosso di sé l'acqua bollente. È stata trasferita d'urgenza, un primo intervento dell'ambulanza e poi direttamente a Padova con l'elicottero. Questa è davvero l'ultimissima ora che vi possiamo dare. Andiamo ora in pubblicità, poi a seguire ci collegheremo da Bassano con la nostra Monica Smiderle per parlare di FAS e ancora con Filippo Fois da Venezia per l'agitazione dei dipendenti a CTV. A tra poco. Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati. Le notizie che arrivano dal Veneto, l'ultima che vi abbiamo dato in ordine di tempo è davvero un'ultimissima ora che ci ha portato a Bibione per il caso di una bambina di appena 3 anni che si è rovesciata addosso l'acqua bollente ed è stata portata d'urgenza all'ospedale di Padova, avrebbe ustioni su tutto il corpo. Ma ora con le immagini andiamo a Cartigliano, siamo nella zona del Bassanese, ancora in provincia di Vicenza, con il raid vandalico al cimitero, piante rovesciate, immagini sacre sparse un po' ovunque. L'intero paese ovviamente indignato per questo gesto. Un gesto infame fatto da delle persone infami, da delle persone che se le definisco animali offendo gli animali, dunque un gesto che non riesco ad accettarlo, come non riescono ad accettarlo tutti i cittadini del mio paese. Il sindaco di Cartigliano Germano Racchella parla di gesto infame. L'intero paese è indignato per il raid vandalico messo a segno in pieno giorno all'interno del cimitero. Piante e vasi di fiori rovesciati, immagini sacre e lumini sparsi un po' ovunque. Una scena bruttissima, quella che si è presentata a coloro che sono arrivati in cimitero nel primo pomeriggio di ieri. Hanno preso una trentina di tombe e hanno messo a soqquadro piante, fiori, vasi e quant'altro. Dunque è stata proprio una bravata di un qualcuno che non so cosa voleva dimostrare. Oggi le tombe sono state sistemate e tutto è in ordine. Resta però l'amarezza per un gesto insensato, senza spiegazioni, odioso. Ora è caccia ai responsabili e il sindaco punta il dito su alcune bande di giovani che stanno mettendo a segno atti vandalici nel suo comune e non solo. Ultimamente ci sono molti atti vandalici, non solo a Cartigliano, ma sentendo i colleghi anche in tutto il territorio, e dunque che come sindaci ci dobbiamo porre delle domande ed eventualmente assieme anche all'azienda sanitaria trovare un sistema per fare, che ne so, dei progetti, dei corsi, un quant'altro, per riuscire a capire questi giovani soprattutto di cosa hanno bisogno, cosa gli manca, che cattiveria hanno dentro, che problematiche loro hanno. Andiamo avanti con l'appello della palestra svaligiata. Siamo alla De Ferrari, via Benzi a Treviso. Siete ancora in tempo per cambiare strada, così si rivolge ai giovani ladri che hanno colpito la sua palestra. Paolo Baggio, che è titolare della palestra De Ferrari, ed è un appello che ha fatto anche attraverso i nostri microfoni. Lo ascoltiamo. Che stanno perdendo il loro tempo perché la loro vita verrà buttata via facendo queste azioni che non servono a niente, non portano benessere a loro e portano solo disturbo alla società. Quindi siete ancora in tempo, modificate la vostra vita. C'è poco altro da dire. I danni che hanno fatto qui sono irrilevanti, sono fastidiosi, sono delle cose che portano ad avere una
cattiva opinione di queste nuove generazioni. Siete sempre in tempo per cambiare. Parla da padre allenatore e uomo di sport Paolo Baggio e lo fa rivolgendosi direttamente agli autori dei furti che nell'ultima settimana hanno interessato la sua palestra, la De Ferrari di Via Benzi, ma anche altre 2 strutture della città, il dopolavoro ferroviario che si trova praticamente a ridosso e il centro padel di Via Selvatico. 3 colpi in pochi giorni con questi 2 ragazzi, forse nemmeno maggiorenni, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza nei luoghi colpiti. Alla De Faveri i ladri sono entrati dalla finestra lato ferrovia, una volta nell'ufficio hanno prelevato 100 euro e del materiale da lavoro. La scelta di rubare un vecchio computer e un vecchio telefono è poco importante per loro. Perché in quel computer comunque c'erano dei dati che a voi servivano. Certo, c'erano dei dati abbastanza importanti, per fortuna siamo riusciti a salvare il gestionale, altrimenti sarebbe stato un vero dramma, insomma. Cambia Treviso e cambiano i giovani, dice De Faveri, che da sempre allena le nuove generazioni. La sua è una fotografia precisa, nitida. Vedo che il mondo si sta dividendo sempre di più, c'è una parte di bravissimi ragazzi che fanno le loro scelte, fanno la loro vita, combattono, studiano, lavorano, e una parte invece che non hanno ancora capito che vivendo in questa maniera otterranno molto poco nella loro vita. Ecco, questo è sostanzialmente la differenza tra due categorie che si sono create nel tempo. Questa è una mia opinione. Lo sport fa ancora la differenza. Lo sport fa molto la differenza, anche perché uno che è volenteroso nella vita e volenteroso anche nello sport. Eccoci, allora siamo a Venezia ora con il nostro Filippo Fois, l'abbiamo un po' accennato in apertura. Italia e il personale hanno portato a un nuovo momento di agitazione, poi sappiamo la situazione del settore dei trasporti in questo momento, l'abbiamo denunciato più volte anche noi attraverso le nostre interviste. Allora Filippo, che cosa sta accadendo, dove ti trovi esattamente? Allora, io mi trovo dentro la sede della Filt CGIL di Mestre, in quella che era partita come una conferenza stampa. Intanto vi presento subito l'ospite, che è Federica Vedova, che è segretaria generale della Filt CGIL di Venezia, e si è trasformata per certi versi in una piccola assemblea sindacale, perché la situazione è veramente molto grave. Noi andiamo verso uno sciopero che presumibilmente sarà il 9 settembre. In realtà questo annuncio passa addirittura in secondo piano rispetto a quella che è la situazione dell'azienda ACTV, per cui voi avete addirittura paventato l'ipotesi che tra 10 anni non possa neanche più esistere. Esattamente, noi vogliamo assolutamente informare i cittadini, informare la città che la situazione è drammatica, non solo per quello che si è già detto, cioè carenza di organico, è drammatica perché non c'è una programmazione e non c'è nemmeno l'idea di continuare ad essere un servizio pubblico alla mobilità della cittadinanza. Questa cosa è assolutamente preoccupante. Senta, si è sentito una città normale. Si è sentito dire però anche dal sindaco che la colpa è del fatto che spesso ci sono troppi permessi che vengono presi, c'è dell'assenteismo. Noi volevamo rispondere a questa cosa innanzitutto perché non c'è un vero assenteismo, nel senso che le malattie sono al di sotto del 2% complessivamente, quindi è un dato assolutamente al di sotto della media nazionale dei servizi pubblici, in particolare il trasporto pubblico locale. Ma poi c'è un tema: nel momento in cui un congedo parentale, che è un diritto, è una legge dello Stato, la legge 104, altro diritto, altra legge dello Stato, non posso esercitare questi diritti perché questi diritti impattano nell'organizzazione di un servizio pubblico, vuol dire che c'è un problema, ma c'è un problema proprio a monte. Credo siano circa 100 in meno le corse che ci sono e ne saltano anche 50 al giorno, è stato detto oggi, il che significa che c'è una mancanza di programmazione a questo punto, che non dipende dall'assenza del personale. Esatto, c'era un tema sicuramente che poteva essere organizzato e previsto, che riguardava le persone che sarebbero andate in pensione. Cioè, questa cosa è un calcolo che si può fare, che un'azienda seria deve fare, che al proprio interno ha delle persone che man mano andranno in pensione. Questo senza violare la privacy di nessuno, è una questione anagrafica, no? D'accordo, noi naturalmente faremo tutti gli approfondimenti poi nel nostro telegiornale di questa sera, alla quale vi rimandiamo. Tra l'altro ACTV è una delle aziende che è interessata dalla inchiesta della Procura di Venezia, l'inchiesta Palude, che peraltro si è saputo era già cominciata nell'aprile del 2022, per cui due anni fa. E se volete una nota anche di colore, il fatto che sia iniziata naturalmente con la massima riservatezza, tanto che erano stati utilizzati degli pseudonimi per le persone che venivano indagate. Il sindaco
sindaco Luigi Brugnaro, per esempio, era iscritto nelle indagini come sabiniano miranese, nato a Morterone il 1° gennaio del 1970. Sono dei nomi abbastanza pittoreschi, perché Sabiniano in realtà è stato il 64esimo Papa e era un Papa che non era molto popolare, probabilmente è morto durante una rivolta, anche se poi, secondo la leggenda popolare, è stato ucciso in sogno da Gregorio I, che l'ha colpito in testa col bastone pastorale. Curioso anche il fatto che fosse nato a Morterone, che è in provincia di Lecco, con 33 abitanti, il comune più piccolo d'Italia. Con questo per ora è tutto, Anna, io ti restituisco la linea. Grazie al nostro Filippo Fois anche per questo passaggio davvero interessante, e continueremo ovviamente ogni giorno di più a rendervi edotti di quello che sta accadendo, il terremoto, l'inchiesta che ha travolto la città di Venezia. Sapete che insomma dall'ultimo consiglio comunale Brugnaro ha detto io vado avanti, ora emerge dunque che il sindaco era in realtà indagato già dal 2022, quindi da quasi 2 anni. Andiamo avanti perché torniamo sulla Sassaiola in via Roma, tra extracomunitari e quello che sta accadendo. Via Roma forse è uno dei punti deboli della città di Treviso, e per questo poi noi abbiamo sentito anche il sindaco Mario Conte. Torniamo con le immagini a quanto accaduto nei frame delle telecamere, le urla in lingua straniera. Ve le facciamo vedere. È la tarda serata di lunedì quando le telecamere a circuito chiuso dell'Infinity Smoke di via Roma registrano il frastuono provocato da un San Pietrino lanciato contro la vetrata. La scoperta all'indomani quando il titolare entra in negozio. L'ho trovato al piano superiore e poi facendo delle analisi dalle telecamere interne abbiamo sentito che verso le 23.04 precisamente c'era sicuramente una rissa tra extracomunitari, preciso extracomunitari, per il fatto che la lingua era straniera. Da quanto abbiamo capito, il primo San Pietrino è caduto su una macchina che era in corsa appunto qui in via Roma e l'autista ha dato giustamente l'allarme. Da quello che ho capito non si è fermato perché aveva paura, e questo è comprensibile. È intervenuta la polizia, però da quello che ci è stato riferito non hanno trovato più sul posto nessuno. La cosa che mi lascia molto perplesso è che dicono esserci un sacco di telecamere. Mi sembra impossibile che non sia un'immagine, non dico magari dell'individuo, ma comunque del gruppo e degli schiamazzi che c'erano a quell'ora. Insomma, una probabile rissa finita in Sassaiola, con sanpietrini scagliati a casaccio e potenzialmente pericolosissimi. È un problema perché è un'arma, cioè vale più secondo me un San Pietrino di un coltello, perché col San Pietrino se colpiscono un ragazzino, una bicicletta, insomma non è più una vetrata che si risolve con un danno economico, ma lì diventa un problema, e pertanto ritengo che sia, secondo me, doveroso sistemare questa cosa qui. Manutenzione e sicurezza sono due facce della stessa medaglia per Bisori, reduce da una spaccata nel 2013 ma anche da un'aggressione. 3 anni fa sono stato aggredito da extracomunitari con delle bottiglie e poi lì ho sporto denuncia e basta, hanno fatto dei DASPO. E da quel momento lì la zona nostra si è un po' calmata, però bisogna denunciare, altrimenti non facciamo niente. Ma se noi denunciamo abbiamo bisogno delle autorità che ci tutelino. Servono controlli H24 perché la zona potrebbe essere una bella zona, è una porta importante di Treviso. Un quadrante che resta caldo, quello di via Roma, con il commerciante che si rivolge direttamente alle istituzioni. Mi piacerebbe vedere, dico il sindaco perché è il primo cittadino, magari come faceva gente di una volta che passavano i negozi a chiedere come andava, giusto per fare 2 chiacchiere e capire dove sta il nocciolo della questione, perché mi sembra di capire che non riusciamo a migliorare la zona. Punto debole, no? Dunque della città di Treviso, via Roma, ne ha parlato anche il sindaco Mario Conte. Ora però, come promesso, è annunciato in apertura, siamo con la nostra Monica Smiderle nel Bassanese, il quartiere quello di San Michele. Torniamo purtroppo a parlare di FAS. Monica, eccoci, sei in onda, raccontaci tutto, buongiorno.
Buongiorno a te Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo nel quartiere di San Michele, che è un quartiere collinare del comune di Bassano del Grappa. Con me ci sono l'assessore Andrea Viero, assessore all'ambiente del comune di Bassano, e Enrico Feltrin, che è il presidente del comitato di quartiere San Michele. Il tema è appunto quello della presenza di PFAS, di queste sostanze, nell'acqua di ruscellamento di questa zona. Siamo ai piedi, chiedo al collega Renzo Rigon di farci vedere la collina che è alle nostre spalle, che in realtà è una discarica, la discarica Pascolara. L'acqua di ruscellamento ha rivelato la presenza di sostanze PFAS, PFOA, PFOS. Insomma, si attendeva il report di ARPAV, che nei mesi scorsi ha fatto delle campionature, 10 punti che sono stati analizzati proprio nella zona che vi abbiamo fatto vedere. Adesso sono stati finalmente pubblicati questi dati, che erano arrivati in comune il 29 di luglio. Allora, assessore, che cosa dicono i dati che ha fornito ARPAV? Allora, è chiaro che in questa zona ci sono dei valori anomali, ma ci tengo a precisare che sono dei valori circoscritti a quest'area, che l'acqua potabile non è assolutamente messa in discussione, l'acqua dell'acquedotto, quindi insomma ne approfitto anche della vostra opportunità di comunicare questo, insomma non c'è nessun allarmismo, e chiedo anche insomma di mantenere sempre la cautela, perché qui ci sono importanti aziende del territorio, qualcuna conosciuta anche oltre confine nazionale, sono persone che lavorano in aziende agricole importanti che, ripeto, non hanno nulla di compromesso, il tema è localizzato, è conosciuto e in questo momento è gestito di concerto con ARPA, ULSS e ovviamente la provincia. I dati sono stati pubblicati nel sito del comune, assessore, quindi i cittadini insomma che vogliono consultarli da oggi lo possono fare? Assolutamente sì, saranno dati, insomma, sono dati pubblicati, sono pubblici, l'ufficio ambiente è anche a disposizione. Ci tengo anche a precisare, come detto in consiglio comunale, che insomma nel mese di settembre faremo anche una commissione dedicata. Gli organi preposti come ARPA hanno dato la massima disponibilità anche per interpretare insomma i dati, per avere quegli accorgimenti tecnici che insomma magari un cittadino, ma anche il sottoscritto, fa fatica a capire ovviamente leggendo dei numeri. Sì, sono delle tabelle piuttosto complicate, questo va detto, che necessitano appunto di una spiegazione tecnica per essere compresi perfettamente. Allora, Presidente, come si vive questa situazione a San Michele? C'è preoccupazione? I suoi cittadini, i cittadini del suo quartiere, che cosa le dicono? Beh, sicuramente c'è preoccupazione nei cittadini, però già da diversi mesi insomma il Consiglio di quartiere li ha rassicurati sul fatto che come detto dall'assessore Viero, le acque acquedottistiche non sono assolutamente coinvolte, e pur nella consapevolezza che il problema c'è, il problema stesso è assolutamente limitato sia nello spazio che nel coinvolgimento delle persone stesse. Le sostanze sono state rilevate nel corso d'acqua che vedete alle nostre spalle. Qualcuno in consiglio comunale o consigliere di minoranza ha anche chiesto al sindaco di intervenire eventualmente con un'ordinanza. Avete valutato questa ipotesi con il sindaco Finco? Allora, l'ipotesi ovviamente è al vaglio, e devo anche essere onesto che in consiglio comunale il clima era di assoluta collaborazione, nel senso che c'è la consapevolezza che il tema c'è, ma è un tema anche circoscritto che va sicuramente gestito. Allora è chiaro che prima di fare un'ordinanza bisogna anche avere un parere preciso da parte dell'ULSS, che è l'organo competente, perché insomma creare magari un allarmismo vietando di utilizzare l'acqua, che poi bisogna capire chi ne ha diritto all'utilizzo dell'acqua, è chiaro che magari si creano delle preoccupazioni inutili. Insomma, cercheremo anche di capire nei prossimi mesi se effettivamente è il caso di fare un'ordinanza limitata ovviamente a questa zona. Quello che va sicuramente detto ai cittadini di San Michele, insomma dell'intero territorio servito da ETRA, è che l'acqua dell'acquedotto non ha nessun problema, non c'è la presenza di queste sostanze neppure nell'acqua che esce dai rubinetti di San Michele, e questo va ribadito, Presidente. Assolutamente sì, tra l'altro vi posso dire insomma che il Consiglio di quartiere stesso ha fatto richiesta ad ETRA un paio di mesi fa di due punti di prelievo, tra l'altro uno in una famiglia che abita proprio qua, proprio per essere certi, uno è stato fatto in centro a San Michele, per essere certi, ne eravamo già certi, però per avere proprio la certezza matematica che le acque acquedottistiche non fossero coinvolte, e così effettivamente
assolutamente è stato, sì che assolutamente potete bere, la bevo anch'io, l'acqua del rubinetto di casa mia e abito qua a San Michele, sì che possiamo berla tranquillamente. Certo che è una situazione che continua ad essere monitorata. ARPAV nel suo rapporto tecnico dice che sono comunque necessari degli ulteriori approfondimenti e poi a settembre ricordiamo che ci sarà anche questo tavolo tecnico per fare maggiore chiarezza. Sì, io ci tengo a precisarlo, insomma, il clima di collaborazione è massimo, lo si vede insomma anche qui con il presidente di quartiere, l'attenzione c'è voglia insomma di risolvere il problema, c'è voglia di farlo ovviamente lavorando tutti assieme. È chiaro insomma, la pubblica amministrazione ha anche delle tempistiche perché prima di creare allarmismi e fare magari interventi che poi non risolvono il problema, è chiaro che bisogna avere tutta la situazione sotto controllo. Ribadiamo, intanto il problema è circoscritto, è controllato, per cui non si ritiene in questa fase di fare interventi d'urgenza, prima ovviamente di aver valutato tutte le piste assieme ad ARPA, ULSS e provincia. Io ringrazio l'assessore Andrea Viero, ringrazio il presidente del comitato di quartiere Enrico Feltrin e restituisco la linea allo studio. A te Anna. Grazie alla nostra Monica Smiderle. Restiamo in provincia di Vicenza, siamo a Sossano con il nostro Federico Fusetti perché questa mattina sono stati inaugurati nuovi lotti della Treviso-Ostiglia, un percorso assolutamente interessante per il quale insomma si lavora veramente da diverso tempo. Federico, allora eccoci, ti vediamo, sei in diretta, buongiorno, ben ritrovato, presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Esatto, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori, proprio così anche il governatore Zaia ma veramente anche tanta gente, quindi tanti cittadini vicentini. Questa parte della pista ciclabile Treviso-Ostiglia, quindi andiamo anche nella provincia di Mantova, oltre che in quelle di Vicenza, di Treviso e di Verona, è stata completata per un altro pezzo importante. Alle mie spalle, ringrazio Simone Squarcina che è qui con me, che vi sta mostrando la pista, alle mie spalle, quindi giù di là, facendo una settantina di chilometri si arriva a Treviso, e questi si possono percorrere tutti, mentre dalla parte opposta, cioè dietro le spalle di Simone, ecco qui e davanti a me, qui ancora da completare, ma si arriverà in provincia di Mantova per un'altra settantina di chilometri, quindi è certamente un'opera molto importante, tanto che c'erano numerosi sindaci del Vicentino, come dicevi, se non sbaglio è dal 2015 che si lavora per quest'opera, un Veneto che il presidente Zaia vuole sempre più a misura di bicicletta e di pedoni, quindi gente che va a piedi in bici attraversando la nostra regione. Ci sono anche delle app che sono appena state aperte, create, ha detto Zaia, e che permettono di capire qual è la pista ciclabile più vicina a sé per poi percorrere appunto attraversare il territorio del Veneto. Ovviamente al presidente Zaia non abbiamo chiesto solo della pista ciclabile, ma anche degli altri temi di attualità che ci sono in questi giorni, in particolare l'IRAP, quindi l'addizionale per le imprese produttive, un aumento che ci sarà e che è contestato dalle associazioni di categoria, e Zaia spiega le dimensioni, ma anche lo scudo penale, cioè una novità che è inserita nel decreto mille proroghe che difende tra virgolette i sindaci da possibili accuse penali in caso di accuse che non siano ovviamente gravi o pesanti. Ma sentiamo a questo punto direttamente la voce del presidente Zaia. Io ho il cuore in pace, nel senso che noi abbiamo posto con serietà questa questione. È una questione che però ci permette di dire che siamo l'unica regione d'Italia che non applica tasse, e ad oggi questa regione non ha prelevato dalle tasche dei veneti almeno 16 miliardi di euro in 14 anni. Questi sono i dati veri. La manovra che propone la regione di IRAP è una manovra da 40 milioni di euro, è sempre una manovra, ma vorrei anche ricordare a tutti che non è una manovra sul singolo cittadino, si va su delle imprese. Ho visto i dati, un bar pagherebbe 14 euro in più, certo sono 14 euro in più, ma voglio anche dire che queste non sono risorse sprecate che torneranno come servizi che la regione erogherà, fermo restando che 16 miliardi non sono mai stati prelevati. Gli imprenditori non sono molto contenti. Ma guardi, ci sta, no, non ho mai visto una categoria che faccia lobby per la categoria opposta, però è pur vero che è pur vero
che quello che non abbiamo prelevato sotto gli occhi di tutti, 16 miliardi in 14 anni, quasi 15 anni, sono già una bella cifra. È già campagna elettorale dei vostri alleati? Ma no, guardi, io penso che il dibattito è giusto che ci sia, il sale della democrazia, dopodiché c'è una differenza tra chi ha l'obbligo di governare e chi ha l'obbligo magari di fare opposizione o di fare le pulci. Noi abbiamo questo impegno di dare risposte ai cittadini e sono risposte a 360 gradi che vogliamo dare con servizi, con erogazioni, con infrastrutture, con tutto quello che si fa. Forza Italia e Tosi voteranno no. Ogni partito decide di fare quello che pensa sia meglio e sia opportuno e noi andiamo avanti per la nostra strada. Ha dichiarato che lo scudo penale serve per lavorare. No, io ho dichiarato che non esiste impunità garantita a qualcuno, la legge è uguale per tutti. Ho dichiarato che è fondamentale però prendere atto che gli amministratori, parlo in particolar modo dei sindaci, sono chiamati a volte a prendere decisioni. Ho fatto il mio esempio del Covid, io ho chiuso quando gli altri tenevano aperto e facevano gli spritz. Se avessero avuto la ragione quelli degli spritz, io oggi sarei incriminato per procurato allarme e per danni economici. La storia poi purtroppo ha dato ragione a me e a pochi altri. La verità è che davanti a scelte importanti gli amministratori, come accade in Germania e in Francia, devono avere ad esempio sul fronte civilistico delle cause civili, avere l'ente che risponde e non direttamente. Ecco, ti salutiamo Anna qui da Sossano, io e Simone Squarcina vi mostro solo, tornando alla pista ciclabile, vi mostriamo questo edificio alle mie spalle che è l'antica stazione ferroviaria di Sossano che insomma recuperata, è una delle infrastrutture, sono 24 che si trovano lungo la pista ciclabile che piano piano verranno valorizzate. Poi c'è il deposito delle bici a noleggio, immaginiamo che si possono prendere qui. Ultima cosa, la conferma dell'evento di oggi è arrivata solo 3 giorni fa, eppure c'erano centinaia di persone, tanti sindaci e tanti ragazzini in bicicletta che insomma hanno già iniziato a percorrere questa pista. Anna, a te e un saluto a tutti voi. Grazie al nostro Federico Fusetti che tra l'altro ci ha fatto venire voglia davvero di montare in sella e percorrere questa Treviso-Ostiglia, ma nella seconda parte di questa nostra prima edizione ci occuperemo anche di turismo, avremo modo con Giulia Casagrande di parlare anche di questo turismo slow, questo turismo lento che di fatto coinvolge anche la nostra Marca trevigiana e ad esempio le colline del Prosecco. Ma prima di andare in pubblicità c'è la notizia dei DASPO emessi nei confronti dei tifosi bianco-scudati dopo gli scontri di domenica tra i tifosi. I DASPO sono stati emessi, sapete, dei provvedimenti dalla questura di Cesena. Vediamo. Sono 172 anni complessivi quelli inflitti come DASPO a 34 ultraspadovani dopo gli incidenti prima della partita di Coppa Italia Cesena-Padova di domenica scorsa. I provvedimenti sono stati emessi dal questore della provincia di Forlì Cesena nei confronti dei supporters biancoscudati ritenuti responsabili degli scontri tra le due tifoserie vicino allo stadio Manuzzi di Cesena. Gli scontri erano nati quando una cinquantina di ultras padovani, armati di aste e bottiglie di vetro, si erano diretti verso il bar Bomboniera, abituale ritrovo dei tifosi avversari, provocandoli cercando lo scontro con loro, che poi è arrivato. Le forze dell'ordine si sono quindi frapposte tra i due gruppi, dividendoli e cercando di disperderli. Dalle indagini è emerso che una parte dei tifosi padovani aveva raggiunto Cesena con 7 minivan, uscendo in autostrada a Forlì e non a Cesena, per evitare i controlli predisposti dalla questura romagnola. Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il gruppo avrebbe inoltre parcheggiato i mezzi nelle vicinanze per compiere l'azione e poi allontanarsi. Dei 34 DASPO emessi, 20 sono recidivi. La durata dei provvedimenti va da 2 a 10 anni di allontanamento dagli eventi sportivi. Siamo alla pubblicità, pochi secondi, poi qui con noi la presidente di Fondazione Marca Treviso, parleremo di turismo di Treviso e provincia. Vediamo come sono i dati, a tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione, seconda parte, come annunciato ci occupiamo di turismo con la Presidente della Fondazione Marca Treviso, Giulia Casagrande. Giulia, buongiorno, grazie. Buongiorno Anna. Grazie per averci raggiunto. Dalle parole di Giulia noi riusciremo ad avere dei dati, proprio dei numeri concreti per capire un po' che cosa sta accadendo tra Treviso e provincia, che estate è, mancano pochi giorni a Ferragosto, quindi proveremo a fare un bilancio. Però Giulia, io vorrei partire un po' dalle immagini che abbiamo visto della Treviso Ostiglia pochi minuti fa.
i nostri telespettatori hanno visto insomma questo nuovo pezzettino che corre lungo la provincia di Vicenza, ma sappiamo che questo comunque può essere un ottimo volano anche per la nostra Marca, no? Il turismo, il cicloturismo. Assolutamente, in realtà è uno degli asset della nostra provincia e la Treviso Stiglia ha un soggetto gestore veramente molto valido, soggetto gestore, casomai poi entreremo dopo sull'argomento della parte tecnica. E la Treviso Stiglia è veramente un asset non indifferente perché permette di poter raggiungere oltre che altre province della regione, quindi di poter far vivere al turista un'esperienza più completa, anche fare un'esperienza in altre regioni, perché Ostiglia non è in Veneto ma è in Emilia Romagna. E aggiungere quindi altri pezzi, quindi altri blocchi di ciclovia, ma anche altre infrastrutture che possono essere i punti di servizio, è fondamentale per poter permettere al turista di fare un'esperienza completa. È il punto poi più dolente perché in realtà lì si vanno a mixare un po' la parte delle superfici di demanio, delle superfici magari dei parchi, dei comuni, e quindi riuscire in qualche maniera a poter andare a creare anche questi punti di servizio non è sempre così facile come sembra. Quindi spesso quando si parla, magari parlo con, chiamiamolo così anche se è brutto dirlo, l'uomo della strada o comunque chi ha un'opinione, è facile pensare di poterlo fare, in realtà è molto complesso, è molto lungo il processo e prevede che ci sia qualcuno che abbia veramente voglia di farlo. Detto ciò, è fondamentale per riuscire a far svoltare il servizio offerto al cicloturista e al turista. Noi siamo consapevoli che il Veneto è una regione turistica, buona parte del PIL arriva anche grazie al turismo, però come lei ci racconta, poi il turismo, quello che ha i servizi, è complesso da gestire e da organizzare, è un po' quello che fate voi quotidianamente. Allora, sì, è quello che anzi adesso si comincerà a fare in maniera, possiamo definirla quasi con industriale. E siamo in fase di riorganizzazione, quindi l'intera OGD, che è questa grande organizzazione composta da 100 soggetti, dei quali sono 73 comuni e più 30 soggetti misto pubblico-privati, associazioni di categoria e anche altri enti che hanno comunque nel loro statuto l'interesse verso il turismo, si riorganizzerà in un unico soggetto con un piano strategico, lo si sta proprio incominciando a lavorare in questi giorni, in maniera tale da poter essere performanti e di supporto al territorio e al sistema turismo, perché il turismo non è un settore, il turismo è trasversale e va a colpire non solo le strutture ricettive, ma in realtà tutto il territorio. Quindi è necessaria un'organizzazione funzionante che vada a lavorare un po' su tutte le politiche. Si parlava di ciclovie, quindi dalla parte delle infrastrutture fino alla parte meramente del rapporto con le associazioni di categorie che si occupano di ospitalità. Quindi no, è un sistema molto complesso che in questi ultimi anni post-Covid e anche con quindi questa massa di persone che si è mossa all'improvviso è diventato ancora più complesso. Poi insomma ci mettiamo dentro anche il cambiamento climatico e il clima rende necessario che in queste nuove strutture che insomma in tutta la regione stanno venendo riorganizzate, perché queste strutture si chiamano OGD, che sta per Organizzazione per la gestione della destinazione in italiano, o DMO in inglese, che sta per Destination Management Organization. Ce ne sono 17 in Veneto, in questo momento alcune sono già strutturate, altre sono in riorganizzazione con tempi molto rapidi come la nostra, altre invece sono ancora abbastanza in alto mare, però si va tutti in quella direzione, in organizzazioni o pubbliche totalmente, o misto pubblico e private, che hanno in qualche maniera un rapporto molto stretto tra la governance pubblica e i privati, in maniera tale da poter offrire un servizio al turista e al territorio che sia adeguato. Perché poi, ti passo la parola, non dimentichiamoci che il turismo crea un impatto non indifferente sul territorio, quindi le domande che bisogna farsi prima di andare a pensare a delle strategie per far arrivare persone è: cosa voglio, che impatto voglio che abbia sul mio territorio
e dove voglio arrivare e in quanto tempo. Non possiamo non immaginare, no, il caso Venezia, ma se torniamo nella Marca trevigiana, forse è un po' il caso delle colline del Prosecco, no, dove si è spinto molto per il turismo e poi non sempre i vari comuni delle colline del Prosecco potevano ospitare, cioè avevano la capacità anche solo a livello di pernottamenti, di stanze disponibili, la capacità di ospitare. Ne avevamo parlato qui con l'assessore al turismo, ad esempio, di Follina, che raccontava come insomma, il comune si stesse organizzando per riuscire ad accogliere ed accogliere adeguatamente tutta questa mole di turisti che sarebbe arrivata al richiamo del Prosecco, che è un volano incredibile, no? Questo è un po' un problema, allora è un'opportunità che ovviamente non ci possiamo far scappare, perché sebbene appunto il Prosecco sia un volano che ha cominciato adesso e continuerà, perché è di duplice natura, alimentare e quindi prende una fetta di interesse del turista, ma anche di natura proprio ambientale. Quindi un turista che arriva sulle colline del Prosecco o comunque in qualsiasi altro territorio che sia in qualche maniera di duplice richiamo, necessita di trovare un territorio organizzato. Certo, non lo si può fare dall'oggi al domani. Come siamo messi secondo lei a livello di organizzazione in zona collina? Allora, sta entrando all'interno tutto di questo piano strategico, quindi sarà uno sforzo univoco di tutto il territorio per andare verso la direzione dell'organizzazione. Anche perché si corre il rischio, come è in questo momento già insomma, abbastanza evidente, di andare a creare un'offerta turistica, quindi l'ospitalità, che si va verso quindi non più l'alberghiero ma l'ex-alberghiero, esageratamente diffusa, andando non solo a creare ulteriori problemi a chi cerca casa, e che insomma è già venuto fuori la questione più volte, ma anche si rischia di andare a creare abusivismo. Ho qualche alert di qualche sindaco che sta scoprendo che non tutte le strutture ricettive nel suo territorio sono legali, e per legali si intende che sono dichiarate. Quindi gambe in spalla, adesso si corre, l'organizzazione amministrativa dovrebbe essere terminata in un paio di mesi, quindi quello che stiamo facendo prendere anche un po' in mano la situazione, no? Per evitare che si creino fenomeni di questo tipo, no? Legati all'abusivismo. Prenderla in mano che cosa significa? Offrire alternative valide, legali? Allora, significa fare tanta formazione, significa utilizzare quello che già c'è sul territorio, che sono, prendere esempio, non solo i comuni che più piccoli sono, più hanno un rapporto con il territorio molto più diretto, ma anche gli uffici turistici, che in questa nostra riorganizzazione avranno un'importanza fondamentale di duplice rapporto verso l'ospitalità e verso il turista. Quindi utilizzare gli uffici turistici, ma anche comunque quello che già offre il territorio, per andare a fare formazione, perché non sempre l'abusivismo è doloso, cioè spesso e volentieri anche perché non ci si pensa, perché tanto è facile, metto su Booking, metto su Airbnb e il turista arriva e ti dimentichi. E non è nemmeno tracciato, no? Quindi i dati, ad esempio, che avete voi, che potete raccontarci a livello di pernottamenti come siamo messi o non siamo messi, non comprendono questo tipo di turisti. Allora, non lo comprendono ufficialmente, e anche lì noi purtroppo possiamo vedere nell'osservatorio turistico regionale dei dati che sono un po' vecchi, perché sono indicativamente dei primi 2 trimestri. Quei dati che noi possiamo vedere in realtà sono i dati dei portali di prenotazione, che quindi comprendono un po' tutto. È un po' un misto mare, ecco, quindi in realtà su quello sul quale si lavorerà in questi prossimi mesi è anche andare a creare una dashboard della destinazione Treviso per poter avere i dati in tempo reale. È un processo che ci prenderà circa 1 anno e mezzo, insomma, tempi tecnici permettendo, però insomma, questo ci permetterà e permetterà ai portatori di interesse di avere dei dati oggettivi reali, nei quali, e insomma rapidi soprattutto, ai quali insomma, da poter guardare e poter anche insomma, dare, ecco. Confrontare anche, no? Capire magari alla luce di questi dati come muoversi. Esatto. Ma allora che cosa ci raccontano i dati che abbiamo, no, a disposizione di questa estate 2024? Allora, è un'estate, potrei dire quasi un po' in linea con le ultime estati, è un po' in flessione, almeno agosto. Ho insomma i dati un po' che ho preso dalle piattaforme e siamo in buona parte della provincia al di sopra del 70% di occupazione, che non è male, non è male.
Quest'anno oltretutto è anche un po' in last minute, quindi può essere che questo 70% diventi un 90% nel giro di 2 giorni. È un turismo, quello che viene dalle nostre parti, devo dire consapevole, che quindi sceglie consapevolmente di venire a visitare il territorio. Potrebbe anche essere un turismo che viene dal mare e decide di vedere l'entroterra, ma in questo momento non abbiamo ancora la certezza. Lo avremo quando avremo i dati qualitativi. E avremo un Ferragosto un po' in flessione, quindi proprio settimana prossima sarà insomma è il periodo più basso, ma ci sta, è sempre stato il periodo di bassa stagione d'arte, forse sì, sono esatto. meno... E stranamente abbiamo una parte della nostra provincia che d'abitudine è un pochino più in flessione, che quest'anno invece sta spingendo un po' di più, che è la zona dello Pitergino Mottense, di Oderzo, quindi insomma siamo contenti perché vuol dire che il turismo rurale comincia a crescere e anche Vittorio Veneto sta performando bene. Secondo me sono due paesini, 2 città che al momento non hanno quel fenomeno del quale parlavamo prima, dell'aumento dell'extraalberghiero esponenziale, perché poi questo va anche ad abbassare i dati, perché più offerta c'è, meno meno occupazione possiamo vedere. Treviso città da questo punto di vista, quindi extraalberghiero, abusivismo, come siamo messi? Allora, extraalberghiero è in aumento, c'è anche un po' malumore tra gli storici dell'extraalberghiero perché ovviamente si sentono, vedono che c'è meno flusso rispetto al resto degli anni e c'è un aumento dell'offerta. Sull'abusivismo, secondo me, anche lì siamo come quali comuni che insomma mi hanno fatto le segnalazioni. Per andare a controllarlo ci vuole un lavoro molto capillare, lo può fare la polizia assieme al comune, quindi bisogna mettere in piedi un bel sistema. Detto ciò, Treviso in questo momento qua è quasi all'80%, quindi direi che insomma comunque non è male. Le piattaforme, no, sono sempre quelle di Booking, allora, Airbnb, o Airbnb, sì. sono sempre quelle, no? Sì. Quelle a cui si può accedere. Per quanto riguarda i nostri alberghi, come sta andando invece? Allora, gli alberghi siamo sul 70% circa di occupazione e potrebbero anche scontare effettivamente di più dell'extraalberghiero l'aumento dell'offerta dell'extraalberghiero, sinceramente. È anche un problema di costi secondo lei? Noi abbiamo visto insomma quest'anno i prezzi avere un'impennata non da poco. Sì. Allora, sicuramente i costi delle strutture, al di là del costo del personale, che ho visto che c'era anche un servizio anche su quello, sono sempre molto alti, l'energia è sempre molto alta, con il caldo che ha fatto a luglio oltretutto le arie condizionate sempre costantemente in funzione, insomma l'aumento dei costi si è ribaltato sull'aumento del prezzo. Io ho preso un prezzo medio a notte giusto per vedere un pochino, in quest'estate si va dai 50-49 di Oderzo a persona ai 110 di Asolo Valdobbiadene, sono dei prezzi molto altini. Con una forbice esageratamente larga, però insomma qua si lavorerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni per andare in qualche maniera a cercare di equiparare un po' l'offerta del prezzo, perché giocare con il prezzo non è mai la soluzione. Giocare con il prezzo lo si fa per quale motivo? Perché è più immediato, perché c'è la percezione errata che il turista va dove il prezzo è più basso. Senza dimenticarsi la qualità-prezzo, senza dimenticarsi che ormai non siamo più al mercato delle pulci come una volta, anche perché il nostro territorio non è da quel tipo di turismo. Il nostro territorio è un tipo di turismo che ha necessità di servizi e quando li ha è dispostissimo a pagare. Anzi, lavorare in quella direzione, e non dimentichiamoci che in questo senso la Regione Veneto ci aiuta con i bandi Porfesr, che sono i bandi appunto dei fondi comunitari, ci aiuta a poter aumentare i servizi delle strutture ricettive per poter anche quindi aumentare la qualità dell'offerta. Quindi giocare con il prezzo non è mai la soluzione.
Allora, la città di Treviso ha diversi servizi, no? Noi abbiamo visto anche a livello, oltre insomma, le strutture ricettive, ma anche proprio a livello di bar, di ristoranti, insomma ha avuto un exploit negli ultimi 10 anni la città di Treviso ed è stata anche adeguatamente pubblicizzata. Quanto conta il marketing della comunicazione del turismo? È fondamentale, e è fondamentale anche la modalità con la quale la si fa. Proprio si sta ragionando in virtù del piano strategico e anche insomma, di altre analisi che si stanno facendo di dove andare ad investire i fondi che come al solito ci sono ma non sono mai a sufficienza. Arrivano dalla regione o dall'Europa questi fondi? Arrivano dal territorio in realtà, perché allora, le OGD in realtà si alimentano in maniera diversa, ogni OGD è a sé, nel nostro caso la nostra si alimenta attraverso una parte della tassa di soggiorno. Che serve appunto ad andare a lavorare per promuovere la destinazione. Quindi una volta si usavano molto le fiere, adesso funzionano alcune sì, alcune no. Adesso bisogna andare a lavorare moltissimo sulla comunicazione immediata social, sulla comunicazione dell'audio video, sulle foto emozionali, perché le persone hanno bisogno di emozionarsi. Abbiamo visto e abbiamo dato anche noi la notizia che quest'anno insomma, i trasporti fanno un po' cilecca nel nostro territorio. C'è stato un problema legato ad esempio a Trenitalia con l'interruzione della linea diciamo verso il Vicentino, poi anche il maltempo ha causato gravi danni, diciamo rompendo, chiudendo gli allacciamenti con la zona della Castellana. Ecco quanto il fatto che insomma, i nostri trasporti non siano trasporti d'eccellenza come ad esempio accade, l'abbiamo visto insomma, non so, in Spagna, in Francia, dove c'è puntualità, c'è la certezza del servizio. Quanto pesa questo secondo lei sulla scelta, sulla fruizione, no? Anche magari della visita della città di Treviso in giornata ad esempio? Allora, la città di Treviso penso sia l'ultimo dei problemi perché è facilmente raggiungibile dal treno che arriva con molta frequenza e insomma i suoi ritardi sono di qualche minuto, quindi tutto sommato Treviso è salva. Altre parti della provincia invece sono seriamente in difficoltà, si parlava delle colline del Prosecco prima, sono seriamente in difficoltà perché o le si raggiunge in macchina o non le si raggiunge. Era stato il progetto di quel pullman? Sì, il Prosecco Link, sì. Allora, lì, cosa ne è stato? Lì c'è stata una questione legata al brand che in qualche maniera ha creato qualche problema con Trenitalia. Adesso immagino che la stiano gestendo, si sta gestendo, però era un pullman che faceva ad Anello, che quindi arrivava, anzi in realtà era un autobus, si arrivava fino a Conegliano, si prendeva l'autobus e che lasciava nelle varie stazioni. Il problema è arrivarci, è arrivare da Treviso per esempio, quindi un turista che mi atterra a Treviso, atterra a Venezia, viene a Treviso, poi o alla macchina o a Valdobbiadene, Follina, non arriva. Gli NCC sono pochi, i taxi sono pochi e sono oltretutto carissimi, quindi andare a lavorare con le compagnie di pullman piuttosto che con la MOM direttamente è fondamentale, perché rendere la provincia insomma, percorribile senza le auto è oltre che fondamentale per permettere la visione, è anche fondamentale dal punto di vista di sostenibilità. Visto che ne stiamo tanto parlando, esatto. No? Ed è la bandiera insomma, europea ormai, no? di sostenibilità, perché sì. Abbiamo fatto un marchio. Esatto, noi possiamo auspicare che loro lasciano la macchina qua, prendano la bici, però non è per tutti. Non è per tutti, soprattutto al momento le piste ciclabili possono arrivare cioè, come dire, quelle già ordinate hanno insomma delle tracciate, sono ben tracciate e quindi arrivare da un punto all'altro dei punti di interesse insomma ci si lavorerà in questi mesi, anni, insomma è un po' più complicato andare ad implementare delle linee di mezzi. Quindi rendere tutta la marca trevigiana davvero accessibile diventa un punto fondamentale, no? Probabilmente il fiore all'occhiello del turismo della marca ed è quello a cui voi come fondazione state lavorando. Poi insomma mi pare di capire, Giulia, che ci sono dei grandi cambiamenti in atto, no? La fondazione cambia pelle in qualche modo e quindi riesce anche ad avere una gestione più pragmatica sul territorio, è così? Sì,
non ne posso parlare fino a un certo punto perché siamo in questo momento, stiamo lavorando in questo momento, però sì, l'andare verso la semplificazione e verso la chiarezza di informazioni, verso la condivisione di informazioni e la condivisione anche di scelte si rende assolutamente necessario, perché al di là che il territorio lo merita, perché la nostra provincia è una provincia bellissima. È una provincia estremamente variegata e questo prevede che ci sia tutto il territorio che si coordini per poter fare una strategia unica. Domanda ultima con risposta, le chiedo telegrafica: cosa manca, cosa dobbiamo fare per riempire quel 30% che ad oggi manca? Ma allora, in questo momento è fisiologico, perché agosto è fisiologico. Probabilmente andare a lavorare su un tipo di prodotto turistico verso la natura, quindi andare a spingere sulla parte del cicloturismo magari fluviale, penso al Sile, lavorare sull'Asolo e Montegrappa per la parte di esperienze insomma nelle camminate, nella natura. Il Prosecco già va bene così, quindi per il momento va gestito esatto, per il momento lasciamolo così, e quindi spingere anche verso la creazione di anche strutture che abbiano a che fare con la natura, quindi più agriturismi, più natura. Più natura. E la nostra provincia ce l'ha. Ce l'abbiamo, dobbiamo solo imparare, no, a valorizzarla e a renderla, come si diceva, accessibile questa natura, perché davvero sia un turismo per tutti. Grazie Giulia Casagrande per essere stata con noi, non ci resta che augurarvi buon lavoro, perché Grazie davvero mille, anche insomma, le prospettive del turismo sono nelle vostre mani, nelle mani di Fondazione Marca Treviso. Grazie anche per i vari tavoli di dialogo che aprirete sul territorio. Noi ci fermiamo. Abbiamo Filosofi in cucina, dopo di noi un documentario e poi ancora un film, una commedia con Michael Douglas, Susan Sarandon e Danny DeVito dal titolo Solitary Man. Abbiamo fatto vedere delle belle immagini delle colline del Prosecco, probabilmente abbiamo fatto venire voglia, no, di provare a prenderlo, questo last minute che abbiamo raccontato. Grazie ancora Giulia. Grazie mille a voi. E grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci, i telegiornali tornano alle 18:30. Arrivederci.